La prima cosa che mi viene da dire ai veronesi è: siamone orgogliosi, mai prima d'ora un evento di questa portata, e probabilmente mancherà del tempo per vederne un altro. Gli occhi del mondo su Verona, la bella Verona come la definì William Shakespeare, città protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, una città già blindata da giorni che si prepara ad accogliere i capi di Stato di alcune delegazioni estere, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dal Presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, e dal Ministro Matteo Salvini. Sembra definitivamente sfumata la possibilità della presenza del Presidente americano Donald Trump. Su Trump non abbiamo nessun tipo di indicazione al momento, mentre Giorgia Meloni dovrebbe essere confermata. È chiaro che però personaggi di questo calibro potrebbero anche fare dei cambiamenti dell'ultima ora, ma al momento queste sono le indicazioni. Sembra che non ci sia Macron, si parlava del ministro Lecornu, anche su quel nome c'è qualche incertezza, penso che lo vedremo veramente all'ultimo, però la città è pronta in ogni caso per i protocolli riferibili alla levatura delle personalità che saranno presenti. Confermata anche l'assenza del presidente francese Emmanuel Macron, al suo posto per il passaggio di consegne per le prossime Olimpiadi il primo ministro Lecornu. Dispositivo di sicurezza pronto con oltre 1000 agenti, cecchini, polizia scientifica, squadre antidrone e anti-hacker. La sala interforze della questura di Verona sarà operativa 24 ore su 24 con gli agenti che attraverso le telecamere cittadine controlleranno tutta l'area attorno al listone e Piazza Bra. In arrivo 650 agenti da tutte le questure venete per garantire la sicurezza nello svolgimento della cerimonia di chiusura e della contromanifestazione prevista a partire dalle 15 del pomeriggio con il corteo che partirà da Porta Palio fino al limite della zona interdetta. Il tema delle manifestazioni sono state abbastanza decentrate rispetto a quello che sono i percorsi che faranno sia gli atleti e le atlete, sia i dignitari, sia il pubblico che affluirà invece in arena. Una macchina organizzativa che si prepara anche per l'altro grande evento previsto a Verona che ospiterà il 6 marzo la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.